La uccido! È il messaggio inviato dal 36enne di Eracleo di origine romena ai genitori della ex utilizzando il cellulare della donna, sua coetanea connazionale residente a Musile di Piave, costretta a consegnarglielo sotto minacce di morte mentre si trovava al lavoro. Evidentemente è una persona con problemi, una persona che per fortuna ha mandato questo SMS e i genitori hanno saputo prendere i provvedimenti. Subito dopo sui social il 36enne ha pure pubblicato una foto della donna accostata a una pistola accompagnata da una canzone con il ritornello dal testo eloquente "Non mi spaventa niente". Tra l'altro a ridosso del nostro patrono San Valentino, quindi la festa degli innamorati, è anche una cosa che colpisce maggiormente rispetto a quello che può accadere negli altri giorni. Sicuramente è una notizia inquietante più che altro per la violenza con cui quest'uomo si è posto nei confronti della fidanzata. Un'escalation di minacce e persecuzioni che già lo scorso gennaio aveva fatto emergere il chiaro intento del 36enne. Le intimidazioni avevano portato la donna a denunciare tutto ai carabinieri di San Dono di Piave, facendo scattare l'indagine dei militari dell'Arma. La relazione tra i due è iniziata ad aprile 2025 e finita dopo poco per il comportamento ossessivo dell'uomo, controlli continui del telefono della compagna, scenate di gelosia e ripetute minacce di morte. In due occasioni avrebbe anche brandito prima un martello e poi puntato un coltello alla gola della donna, episodi che però non erano stati denunciati nell'immediatezza, minacce e persecuzioni firmate solo dal braccialetto elettronico. Quindi diciamo in questo caso la faccenda si è risolta in modo abbastanza senza conseguenze. Adesso all'uomo verrà applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla ragazza, quindi insomma in questo caso direi che le cose sono andate bene pur nella tragedia in sé. Un'escalation di violenza che riaccende l'allarme sui codici rosso attivati nel Porto Gruarese anche alla luce di quanto già accaduto alla comunità di Musili di Piave, funestata nel 2017 dal femminicidio di Maria Archetta Mennella, per tutti Mariarca, uccisa a 38 anni nel suo appartamento con 5 coltellate dall'ex marito. L'anno scorso ce ne sono stati circa una cinquantina in tutto il territorio nostro e quest'anno siamo già a circa una decina. È chiaro che sono dati impressionanti se vogliamo, perché insomma è appena iniziato l'anno e già siamo a queste cifre.